spiagge in Sud America di Alexander von Humboldt. Interessanti. Eccezionali. Senti un po', caro Estro. Un bel pezzetto delle Canarie, diciamo a scopo scientifico. Direi che mi meglio io. Guarda qua. Gentiluomo cercasi per viaggio intorno al mondo nella durata di circa anni 2 o 3. Ma forse saranno 5. Su splendida nave della Regia Marina Militare di Sua Maestà Britannica, chiamata Beagle, comandata dal molto rispettabile capitano Fitzroy. Sono richieste ottima educazione, buone competenze naturalistiche, spiccata attitudine per la vita di bordo. Io che non sono mai stato su una nave, non sono previsti compensi, però i pasti sono offerti dall'organizzazione. Inescluso. Che culo. Cioè, volevo dire, proprio quello che fa per me. Devo solo sentire la vecchia e poi potrò imbarcarmi sul tipo. Sì, va bene, dettagli, tipo. Mamma, vieni qua un momento. Guarda qua, mamma, un'occasione favolosa. Cercano un naturalista per un viaggio intorno al mondo. Dai, posso andarci. Carletto, con tutti i soldi che abbiamo speso per mandarti all'università. Prima a Edimburgo quando volevi fare un libro, poi a Cambridge quando ti eri messo in testa di fare il predicatore. Ed ora quest'altra. Non ti sembra di stare esagerando? Ma pensa a tutto il successo che potrò ottenere. Quando tornerò mi chiederanno di pubblicare libri, mi cercheranno le riviste per farmi le interviste, pubblicherò articoli solo per me. Dai, è un'occasione da non perdere. Sogna, Annette, sogna. Voglio proprio vedere se trovi qualcuno assegnato che ti dia ascolto. Vi prometto di interrompervi, signora, perché credo che il proposito del nostro Charles non sia proprio di dissennate cose. Questo potrebbe essere un'esperienza unica. Un viaggio che farà di lui un vero uomo. E poi un'esperienza da naturalista si addice perfettamente alla carriera di predicatore. Mi meraviglio di voi, Eslo. Charles, non ho mai portato a termine un solo proposito. E certo che se avete impresa avete saputo tutte le sue capacità. So sparare col fucile, spogliare un animale e impagliarlo. Sono tutti i segreti per sigillare i campioni con i vasi raccolti utilizzando vesciche, vernice, stagnola. Il capitano Brett mi ha insegnato l'uso della polvere conservante di arsenico e King quello di una miscela in parte uguale di alcol e acqua per conservare. Tranne per i granchi che preferiscono l'alcol puro. Va bene, vai pure. Cosa? Vai pure, ho detto. Grazie, mamma, grazie. No, meglio. Vado a preparare i bagagli e poi potrò affrontare l'ammiraglio Fitzgerald. È un capitano che si chiama Fitzroy. Capitano Fitzroy, sono Darwin. Charles Darwin. Capitano Fitzroy, sono Darwin. Charles Darwin, comodo. Io sono Christian Fitzroy, capitano della Marina Militare Britannica di Sua Maestà, la Regina Vittoria d'Inghilterra, imperatrice di tutte le Indie. Comunque, Darwin, le volevo augurare un buon viaggio e secondariamente le presento la signorina Stokes, la nostra cartografa, con la quale dovrà condividere la cabina. Oh bene, se è solo per qualche giorno. Solo 3 anni, Darwin. Solo 3 anni. Vabbè, ma dato che è la nostra cartografa, passerà tutto il tempo in cabina di comando. Niente affatto, Darwin. Questa è la mia cabina. Io lavorerò qui. E io? Vedo che avete fatto conoscenza, Darwin, e sicuramente riuscirete a sistemarvi. Dopotutto la vostra cabina è la seconda in ordine di grandezza di tutto il Beagle. Dopo la mia, naturalmente. Comunque, Darwin, non
inoltre volevo anche dire che il nostro cuoco è un grandissimo genio della culinaria, è capace di rendere appetitoso qualunque piatto, come la nostra dottoressa qui sa molto bene. Già, era davvero squisito, specialmente il salmino. Ha dei dubbi, signor Darwin? No, affatto. È solo che il mare è un po' agitato, no? E quindi... Darwin, siamo ancora fermi sul molo. Siamo ancora fermi sul molo. Esatto. Scusi, dov'è il bagno? Prima porta a destra. Oh. Il bello. Beh, dottoressa Stokes, ora devo lasciarla, devo tornare alle rimansioni che saranno. Ma mi raccomando, quando vuole venirmi a trovare in cabina. Siamo saltati da Devonport il 27 dicembre 1815. Tranne il piccolo incidente di percorso, il viaggio è andato bene. C'è stata la guerra civile in Argentina. E meno male che Fitzroy aveva fatto amicizia con il generale Rosas, se no quello lì ci rimetteva la pelle. Per non parlare di quel terremoto in Cile, così da nulla. Il tipo con cui mi tocca dividere la cabina si chiama Darwin, Charles Darwin. Ed è un po' strano, gira sempre con in mano un taccuino e scrive in continuazione. L'equipaggio ormai lo chiama acchiappamosche. E come se non bastasse, raccoglie casse e casse di materiali. Ad ogni tappa scende ed esplora l'inferno. La campa, tutta quell'erba. Per non parlare della Patagonia. C'è un freddo cane. Detto tra noi, speravo in meglio. Anche perché Darwin è un tipo così noioso. Lo interessano solo i suoi campioni di animali, vegetali, fossili. Uffa. Passa ore ed ore a studiarli e catalogarli. Siamo arrivati finalmente alle isole Galapagos il 15 settembre 1835. È di bello forse, governatore? Ora provi lei, capitano Fitzroy. Non lo so, forse maiale, condito con qualche spezia strana, esotica. Signori, voi state mangiando e apparentemente gustando tartaruga alla brace. Complimenti alla cuoca. Avremmo dovuto aspettarcelo. Le abbiamo tra i piedi quelle bestiacce da quando siamo sbarcati. Da queste parti, con un giorno di caccia alla tartaruga, una famiglia ci mangia una settimana. E quante famiglie ci sono sull'isola? Circa 200. Qualche cacciatore, tanto dalle occhi. Più non sono arrivati, sono sistemati e non danno alcun fastidio. Il fatto è che qui non bisogna lavorare per vivere. Basta uscire la sera, catturare un uccello o due e la cena è servita. E quando arrivano le navi che arriva il problema. Una volta i marinai di una fregata inglese uccidere più di 200 tartarughe in un solo giorno.
E quanto può durare? Guarda, per adesso qui è pieno di tartarughe, però tra 20-30 anni la situazione potrebbe essere completamente diversa. Che cosa è il guscio di tartaruga della quale ho saputo prima, signor Davide? È di uno dei miei esemplari preferiti. E non avvertite a volte una profonda noia a stare qui, solo tartarughe e acqua? Ma niente affatto. A dire il vero, io trovo molto più noiosa Londra, piena di persone. E da che isola proviene? Dall'isola di Genova. E altrove esistono anche animali più grossi? No, si trovano dappertutto. La differenza sta solo nella forma e nel disegno della corazza. Mi vuole dire, governatore, che ci sono tartarughe che variano da isola a isola? Certamente. Lei mi faccia vedere il guscio di una qualsiasi tartaruga e vi indovinerò da che isola proviene. Ah, mi scusi, ma non mangiano le stesse cose? Non c'è la stessa vegetazione e lo stesso terreno su tutte le isole? È vero che mangiano tutte le stesse cose, però io per primo in questi 10 anni sono riuscito a notare tutte le differenze. Parlando di gusci, per esempio, quella dell'isola di Hood ha il guscio più spesso e ondulato su davanti, un po' come una sella alla spagnola. Quella che stiamo mangiando stasera invece proviene dall'isola di Chatham e sono le sue saporite. Vi vedo scettici. Senta, quella piantagione di banani che mi aveva accennato prima, me la può mostrare? Proprio buone, posso mostrarle. Bene. Che isole inospitali, troppo recentemente emerse. E poi questi strani animali, queste iguane, queste piante, esemplari strani, curiosi, ma non di certo interessanti. E adesso mi vengono persino a dire che le tartarughe variano da isola a isola. Sì, magari anche questi uccelli variano da isola a isola. Però, effettivamente, hanno un diverso colore nel piumaggio. Certamente. Un colore per i maschi e un colore per le femmine. Ovvio. No, sono stupido. No. È chiaro che un maschio ha una pigmentazione diversa da un esemplare femmina. Poi magari anche una stagione degli accoppiamenti. Però eppure mi sembra che il becco sia diverso. Quello un po' più tozzo e quello un po' più allungato. Vuoi vedere che si cibano in maniera diversa? Certamente diverse necessità alimentari, uguali diversità fisiche. Come ho fatto a non pensarci prima? Devo andare a scrivere immediatamente. Diversità alimentari, uguali diversità fisiche. E domani l'isola delle scimmie. Piacevole a tutti. Tutti vorrebbero fare i marinai, se non fosse per il mal di mare. E comunque, eccoci qua finalmente. E questa sarebbe l'isola delle scimmie. Sembra un luogo
certamente l'isola più ricca di zanzare che abbia mai visto. Darwin, basta con le lamentele, andiamo. A me invece sembra un luogo affascinante. Sì, sembra veramente divertente questo luogo. Comunque, vi voglio presentare le nostre guide. Hanno imparato l'inglese da un siculo americano di Brooklyn, 30 anni or sono. Quindi, insomma, il loro inglese non sarà molto preciso, ma comunque penso che non ci saranno grossi problemi. Loro sono Mimì e... Cici e Cocò. Mimì e Cici e Cocò. Sì, ma niente capisce questo. Abbiamo detto Cocò e Cici. Veramente, sorella, Cici e Cocò. Vabbè, Cici e Cocò, vabbè. No, ma quale vabbè? Cici e Cocò. We have the pleasure di mostrarvi le bellezze dell'anima nostra. Bellezze? Tipo il mare. Sembra caldo. Invita alla notatina. No, Picciotto, non ti alzare a mettere un piede lì là. Wow, scicani. Chi tieni spuffi sono. Non voglio intendere, ma appena metti un piede lì là. Guarda. Bello che morto, defunto, cadavero. Oh cavoli, che cavoli. E nemmeno pronto. Chi tieni? Preferiscono canne. E canne di cristiano. Quindi niente mare, niente nuotatina. Vabbè, comunque sia, almeno potrà prendere il sole. Ottima idea. E pure posso portare a caccia. A caccia di sciacchi e di scicani. Con la vacca però. La vacca, la vacca. Vacca, la culuremi, la barca. Beh, grazie, davvero. Grazie davvero. È un uomo molto coraggiosa. No, perché non è così bello. Ma non magari l'ho visti. Io, un uomo molto coraggiosa, che pure prendere il sole puliti. Ma non lo sai che nei umani ci sono i piscicani e on the beach, sulla spiaggia, dopo pochi minuti, tac, arrivano i crabbi, licati, che chiedono uliminati, uliminzi. Ah! E da via! Darwin! Consiglio, Darwin! Un principista! Non lo vedo! Quanto fai a farsi per qui? Non le cose! Potete sfidarmi? Ah! Qualcuno? Sono più! Vediamo se siete qui! Io torno subito! Accompagno i piccini e il torno! Amorite piccini! La mamma e l'altro si deve dare! Ciao! Siete pronti per il pane del vulcano? Per la verità, no, abbiamo appena finito di mangiare. Fammi guardare queste farfalle! Se chi te fa il falso, vedesti? È meglio online. Se chi te fa il falso, se ci posano un costo, non si spiccicano più. Ci piace succhiare il sangue. Zucca di sangue! Via, 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 via! Farmi in avanti. Tu!
solari. È un parlamento molto speciale, si tratta. Forse voi sentire non l'avrete mai, ma Hitler si trova anche in Piedmont. Che dico i peli? Con i peli? Sì, ma niente capite. Che di? Ah, credo che voglia dire Scimmie! Esatto, solo voi che beccavano. Una volta, bimbi domani. Andate, solo 12 chilometri mancano. Noi dobbiamo andare in tasca, andare in campi. Latta di carne. Non divertimento, picciotti. Non mi sento tanto bene. Guarda, in avanti, sono 12 km in una giungla, cosa c'è di pericoloso? Vabbè, andiamo, dai. Dai. Guarda, in avanti. Mamma mia! Si abbassa a mettere un attimo e subisce. Guarda, in avanti, faccia il Sì, però è stato sempre un uomo. Dobbiamo anche noi far parte dell'inchiesta. Se è quello che l'uomo decide da noi, dobbiamo assumerci la responsabilità. Ossia trovare il responsabile. Non mi piace quando fai questo, in termini di gente umana. No, è già stato appurato che noi con questa faccenda dell'uomo non stiamo proprio nulla. Signor Presidente, guardi. Bene. L'ordine del giorno è la sentenza dell'uomo. Silenzio! Come forse saprete, Charles Darwin, considerato come il più grande biologo della storia dopo le scorie, sostiene che l'uomo discende da noi.
faccenda. Già, è vero, l'uomo, un grande capolavoro, nobile di intelletto e dotato di ogni capacità, quasi un dio nella mente e un angelo nell'azione. Ebbene, per me l'uomo non è altro che la quintessenza della polvere. Non mi incanta l'uomo. Che cosa state chiamando? Stavo dicendo, Linneo, il noto scienziato che aveva messo in bell'ordine le piante e gli animali, aveva sistemato anche se stesso gli uomini in un unico grande gruppo, quello degli animali. Che spocchia questi gorilla! Non perdono l'occasione per esibire la propria cultura! Come stavo dicendo, l'uomo abita nella casa dei primati e, volendo continuare la metafora, è vicino di approfondimento delle scimmie antropomorfe, da me degnamente rappresentate, insieme con l'orango e con lo scimpanzé. Mi avete dato come al solito. E noi babbuini allora? Non possiamo forse essere anche noi antenati dall'uomo? Quanto possono dare la coda, gorillone? Anzi, grullone di un gorilla grullo? Da un po' di contegno, per favore. Voi scimmie avete abbandonato gli alberi perché siete troppo pesanti. Col peso del vostro culo romperete tutti i rami. Noi babbuini invece ci libriamo di albero in albero con la grazia trapezzistica e classe. Mi risultano parecchi doti, in verità. Non posso proprio tu aspettare il femore l'anno scorso cadendo da un sicomoro? Calunnie, tutte calunnie. Anzi, vi faccio vedere io di cosa sono capace. Lasciamo pure questo grande amore agli scimpanzé, calvi e pagliacci dell'uomo. Già, ma dove sono i scimpanzé? Sono criminalisti? L'assemblea sospende in attesa che gli scimpanzé si rechino alla sbarra. Perché questo ritardo? Veramente eravamo in un modo ad ascoltare. Ma perché questo silenzio allora? Quando non si abita in preside e non si sa cosa dire, è meglio stasera. Accusati. Ma scoppierà un putiferio. Non importa, questo giallo delle origini devi avere un colpevole. Che cosa state tramando? Forse contro i babbuini? Assolutamente no. Stavo solo esprimendo il mio stupore. Stupore per cosa? Per aver saputo che pare esista una differenza del solo 1% tra il DNA dello scimpanzé e quello dell'uomo. Ah, quindi per la biochimica voi sareste più vicini all'uomo che a noi. E chi è questa biochimica? E si può sapere cosa state mangiando voi? Fate vedere. Niente di particolare. Perditi! Che c'è di male non prenotare qualche servizio ogni tanto? Però... Carnivori! Esagerato. E ditemi, non vi è mai capitato di inserire nella vostra dieta un qualche uccello in plume trafugato dal nido? Caduto da un nido. O qualche piccolo antilope ancora in tenera età? Se qualcuno di questi... O qualche fortunato babbuino trovato tutto da solo? Che cosa avete fatto? E io può testimoniare. Gli etologi che vi hanno osservato? Gli etologi, quei guardoni che studiano gli animali, sono per cercare di legittimare le loro perversioni. E poi, com'è che sapete queste cose? Non è che frequenti un po' troppo gli umani ultimamente? Ah, non c'è nessun bisogno di frequentare gli umani per capire di che passa di ne fatti. Non è forse vero che avete invaso il gruppo di un altro, il territorio di un altro scimpanzé, li avete stracciati e poi li avete sterminati? Esagerazioni, maldicenze.
Guerrafondai gli imperialisti! Guerrafondai gli imperialisti! In ogni caso, sono questioni interne, sulle quali non avete nessun diritto di intervenire. E non basta! 3 anni fa, un gruppo di scimpanzé in escursione si è imbattuto nella femmina di un altro clan con il suo bambino. Li hanno aggrediti, li hanno fatti a pezzi! Scimpanzé, io vi accuso di essere gli ascendenti dell'uomo. Come voi siete gli assassini, fate la guerra! Praticate l'infanticidio di cannibalismo! Siamo stati invitati in un'assemblea ed invece era un processo. Complimenti! Ma se volete processare qualcuno, andiamo lì al vero responsabile. Chiamo a testimoniare il signor Charles Darwin. Signor Darwin, può dirci cosa pensa del concetto di specie? Se esaminiamo l'ala del pipistrello, lo zoccolo del cavallo, la mano dell'uomo, notiamo che tutte sono costruite sulla medesima struttura. Sì, ma il concetto di specie, scusi. Sì, appunto. Trovo che il concetto di specie venga considerato come concetto oggettivo e non sono sicuro che debba essere così, in quanto penso che il concetto di specie possa essere definito come un modo dell'uomo di guardare la natura. Ah, non sono chiare le specie, allora non sei darwiniano. È meraviglioso notare come tutti gli esseri viventi derivino da un'unica linea comune, dalla quale si sono, come dire, diramate innumerevoli differenziazioni. Purtroppo considerare il concetto di specie come concetto rigido non permette di questo grande spettacolo. Ma allora l'uomo discende e le scimmie? L'uomo e le scimmie derivano da una protoscimmia iniziale, che purtroppo ora non esiste più. Sì, però quella protoscimmia da chi derivava? A sua volta derivava da un altro essere vivente, che a sua volta ne derivava da un altro, e così via lungo nei secoli, fino ad arrivare agli esseri viventi più semplici, come le amebe o i protozoi. Dunque, tra di noi non c'è alcun colpevole riguardo l'ascendenza dell'uomo? Rimane da capire perché si è voluto sollevare tutto questo polverone. Se per pura ignoranza, per giochi di potere di qualcuno, o se si è voluto affermare in un certo qual modo una predominanza tra le scimmie. Cosa volete insinuare? Niente, come diceva Rando, hai una mezza tempo per essere in malafede. Cosa hai detto tu? Non ti fai fregare, per favore! Sta prendendo appunti! Ma è un vizio! La ringraziamo, signor Darwin, ma adesso deve proprio andare. Sta stare. Diretti ascendenti forse no, ma parenti strettissimi sicuramente. Ascoltate! Una nuova minaccia incombe su tutti noi. La stampa, i secoli che sono miracolosamente permesso la diffusione dei testi sacri, ora diffonde un morbo pestilenziale. Questo morbo è un libro, L'origine delle specie di Charles Darwin. Questa mostruosità, piena di congetture fantasiose, si arriva a mettere in dubbio la creazione di nostro Signore. Infatti, si afferma che l'uomo discende da una scimmia. Ma poiché gli animali non hanno anima, allora è come dubitare della scientifica di vita che nostro Signore infonde in ognuno di noi. E in definitiva, sarebbe come dubitare del Signore stesso. Ascoltatemi! Questo libro non solo si avvicina alle fiamme dell'inferno, ma porterà su tutto il mondo solo caos e distruzione. Infatti, afferma che la legge che regola l'universo non è la misteriosa provvidenza divina, ma bensì la spietata lotta per la sopravvivenza e la supremazia del più forte. Ascoltatemi! Io vi chiedo un impegno preciso contro questa mostruosità, che se ne brucino le copie e si impedisca il diffondersi del morbo. Sì, la strada che ci si pone innanzi a noi è facile e semplice. La strada che conduce al Signore è ardua e impervia. Ma la strada semplice porta con sé la dannazione eterna dell'anima, mentre quella che porta al Signore ha dentro di sé il premio. Quante volte ci troviamo soli di fronte alle difficoltà? Quante volte ci
questi casi non bisogna perdere l'azione di Dio. In questi casi il suo amore è l'unica cosa che può redimere solo l'anima peccatrice. Allora, uomo, seguirai tu la strada semplice che porta con sé i piaceri della vita terrena. Seguirai tu la strada lastricata che porta alla malefica tana del diavolo. Oppure sceglierai la strada ardua e impervia ma che porta al Signore. Sì, sceglierai tu i valori che ti hanno condotto fino a qui. Per scrivere questo dannato libro in cui nomino le scimmie una volta sola e tutti non fanno altro che parlarne. E poi uno si chiede perché ascoltare gli amici e i loro consigli. Charles, non puoi lasciare a voi il segreto della scoperta. Charles, hai promesso alla Linear Society l'articolo, non dimenticartelo. Va bene, accidenti a voi, Booker, Lyle, Ashley, se devo l'umanità la diffusione delle mie scoperte lo dico a voi. Va bene? Contenti? Anche se a volte mi chiedo se non fosse stato più conveniente, più intelligente, più comodo starmene zitto. Io lo so voi, ma la mia strada è stata segnata e ormai anche da tempo. E non posso farci più nulla.